Mancava. Ma anche la rete. Prova? Va bene? Bene, iniziamo questo consiglio comunale con l'appello dei presenti. Presente. Presente. Federica, Vittoria, Presente. Crespa, Presente. Camini, Gnotto, Spada, Bordin, Dariva, Piazza, Ciondò. Ho capito, ma vorrei essere spostato per forza, grazie. Tra i votanti l'ho messo più in basso. Quindi nominiamo anche gli scrutatori, quindi Francesco Pederiva e Matteo Piazza, va bene? Ok. E innanzitutto, anche se non è presente, penso di dover fare le condoglianze per la mancata, cioè che per la morte del papà del consigliere Nicola Zandò, quindi un amico che conoscevamo tutti, sempre appassionato in particolar modo di ciclismo e così, quindi esprimiamo le nostre condoglianze appunto al consigliere Zandò Nicola e alla famiglia. Passiamo quindi al primo punto dell'ordine del giorno, approvazione settima variante al piano interventi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2004, piano comunale antenne. Abbiamo qui presenti i tecnici che hanno appunto fatto questo piano delle antenne, il dottor Luca Zanini e la dottoressa Elisa Poser. Quindi sentiamo prima la loro relazione, dopo magari se ci sono delle domande da fare le facciamo dopo l'esposizione appunto di questo piano. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Siamo qui per concludere quello che è un processo di approvazione di un piano particolare, specifico della telefonia mobile che ha un valore urbanistico. Ricordo a tutti, come presentato negli atti di approvazione di questo piano, che siamo trovati in questa sede il 27 settembre dell'anno scorso, in cui abbiamo analizzato innanzitutto i criteri principali con cui tutti i piani che sono stati redatti dai comuni nei territori della provincia di Treviso, che abbiamo seguito, ormai sono 52, hanno un valore dal punto di vista urbanistico, proprio come testimonia questa procedura, e sono stati redatti
sempre secondo questi criteri. Prima di tutto il fatto di avere la possibilità di prevedere impianti dove sono minori gli impatti di campi elettromagnetici, dall'altro garantire la copertura a tutti i gestori di telefonia mobile e ridurre, laddove possibile, la presenza di queste verticalità. Di fatto in questa sera siamo all'ultima fase e la cosa più importante di questa fase approvativa sta nel fatto che si è seguita con un processo di trasparenza tutta questa procedura che è contenuta nelle norme tecniche che sono parte integrante di questo piano. Di fatto tutto il piano è stato mandato in regione, ha subito quindi un ulteriore processo quindi, di trasparenza, perché tutte le amministrazioni dei comuni limitrofi potevano esprimere, tutti i portatori di interesse hanno espresso pareri e di fatto in questa procedura di valutazione di impatto ambientale si sono espressi in tal senso il Servizio di Igiene Pubblica, l'ARPAB, i consorzi di bonifica e la Commissione ambientale. Tutti i pareri sono stati favorevoli e il piano quindi non ha subito alcuna modifica. Non sono pervenute al piano stesso delle osservazioni da parte dei cittadini o anche da parte dei gestori. Di fatto i gestori hanno già cominciato ad attuare questo piano, se pensate alle strutture presenti nel territorio. Mi riferisco in particolare alla frazione di Cobertaldo, in cui sono stati già presentati, quindi Vodafone si è insediata con Inwit rispettando quelli che erano i piani comunicati e quindi hanno ottenuto parere favorevole dall'ARPA e quindi c'è stato questo spostamento. Anche Zefiro, proprio in linea con le previsioni del piano, ha fatto delle modifiche e allo stesso è stato detto di integrarsi con la struttura presente. Quindi il piano ha già cominciato ad esplicare tutta la sua efficacia. L'altro aspetto positivo è il fatto che ora non ci devono essere sorprese, vale a dire attuando quelle che sono le norme tecniche di attuazione, i gestori non possono presentare delle semplici SCIA, ma devono presentare dei piani di sviluppo. Quindi l'amministrazione, qualora ci fosse questa necessità, le può nuovamente verificare rispetto all'ipotesi del piano stesso, oppure adattarsi alla situazione e valutare sempre quello che è l'impatto inferiore. Ecco quindi che siamo al termine ormai di questa procedura e quindi il piano andrà ad esplicare con la votazione di questa sera tutta la sua efficacia. Io sono disponibile, diciamo, le aree previste, le ricordo solo, sono quelle di Colbertaldo e il centro di Vidor, in cui diciamo, è stata data la possibilità diciamo, di ampliamento di Vodafone e poi la possibile espansione verso la zona industriale a confine con il comune di Moriago La Battaglia. Queste erano le aree che erano state individuate a copertura della rete del territorio comunale. In pratica questo piano ha confermato, o andrà a confermare con questa votazione, queste previsioni. Non da ultimo, ricordiamo sempre che continuerà l'attività da parte di Savona, di supporto a tutti gli uffici tecnici per verificare tutte le pratiche, nonché l'attività di monitoraggio di quelli che sono gli impatti elettromagnetici prodotti da questi impianti. Io quindi a questo punto lascio la parola a voi per tutte le eventuali dubbi o domande che avete in serbo. Grazie mille. Quindi nessuna domanda? Ah, no, non avevo capito, scusa. Non c'è un microfono? Ah, perché... Buonasera a tutti, grazie intanto per la relazione. Solo un chiarimento sul, appunto lei accennava alla fine sull'attività di monitoraggio poi dei campi elettromagnetici e quant'altro. Ecco, volevo capire magari un po' più nel dettaglio se può spiegare come si attua questo monitoraggio, insomma, come viene
che fasi prevede, che tipo di attività è prevista. Grazie. Allora, ogni anno noi presentiamo all'amministrazione un programma e probabilmente usciremo qui, la proposta è a settembre, lo anticipo perché stiamo finendo i programmi, completando i vari comuni a scalare di tutto il territorio è servito. Facciamo rispetto alla mappa che è presente nella tavola 4 un'ipotesi diciamo di ricontrollo in quello che era il sito sensibile, oppure andiamo a proporre dei punti dove abbiamo calcolato che sono i valori più alti. A seguito di questa proposta, perché è previsto un monitoraggio all'anno, a questo punto noi collochiamo nel periodo concordato, che lo sa solo l'amministrazione, questa centralina che sta per 10 giorni consecutivi. Una volta che facciamo questo referto, il referto viene pubblicato sia sul sito del comune sia su una mappa che è ormai disponibile anche in rete, in cui chiunque può consultare sia il piano sia i monitoraggi. Questo per esempio che è stato fatto dal 19 luglio al 6 agosto del 2024, in cui il valore massimo rilevato è stato di 0,59 volt metro. Ricordo che i limiti attuali sono di 15 volt metro. Questo è quello che facciamo. La centralina rileva in continuum, cioè significa H24 con tutti i picchi del caso, quindi è il massimo controllo che può essere garantito. E ovviamente fa con le frequenze ogni 6 minuti, fa la media, il valore massimo dei 6 minuti per tutti i 6 minuti nell'arco della giornata. Questo è diciamo, il monitoraggio che viene eseguito, ovviamente rispondendo a quelli che sono i requisiti previsti nella norma, perché così deve essere fatto. Non da ultimo, ma non ci è mai capitato, abbiamo fatto da quando siamo partiti circa 600, io ho in mente questo numero, 686 campagne di monitoraggio da quando seguiamo questo servizio. Non abbiamo trovato una volta con un superamento. L'unico superamento che abbiamo fatto, l'ho ricordato, ma è capitato anche alla sezione fisica, si è verificato nel caso invece diciamo delle onde televisive. Quindi parliamo dell'area di Valdobbiadene che abbiamo monitorato. In quel caso, quando verifichiamo queste cose, abbiamo l'obbligo di comunicarlo subito alla sezione fisica d'ARPAV che fa i suoi controlli, e quindi in questa situazione lei fa ordinanza, sospensione dell'attività e dà dei tempi di rientro con dei piani di bonifica. Ripeto, ad oggi l'unico che ho visto è stato fatto a Valdobbiadene. Scusi, volevo sapere una cosa solo. Sì, una cosa soltanto. Questi punti di controllo sostanzialmente, il comune sa dove vengono messi, no? Quanti ne vengono messi nel nostro comune? Su un punto solo. Punti principali dove sono collocate le antenne. Abbiamo detto, se ne monitoriamo uno all'anno, alla fine della convenzione che ad oggi in essere con Saturn che dura 5 anni, abbiamo monitorato tutti i siti. Se questo è volontà dell'amministrazione anticiparlo, farlo tutto nello stesso anno, anche questo è possibile. Sono infatti, come chiamiamo, le campagne aggiuntive. L'unica cosa è che c'è il riconoscimento del costo, che è di 420 euro cada una. È soltanto una questione, una scelta. Quindi, ho capito, ma allora questa centralina che raggio comprende? rileva nel momento in cui è posto sul territorio, sappiamo, rileva tutte le onde, sia quel rumore di fondo sia quella prodotta dall'impianto. È chiaro che noi ci mettiamo nell'edificio facendo i calcoli. Allora, dove abbiamo calcolato che ci può essere il valore di campo più alto. Se lì, sapendo proprio questi calcoli, perché sappiamo dove sono le direttrici delle antenne e dove propagano il campo elettromagnetico, se in quel punto non è superato abbiamo la certezza che neanche negli altri punti non ci sono valori più alti. Questa è la logica con cui vengono fatti questi monitoraggi. Chiaro, dove si va è il calcolo del punto più alto, che non è detto che sia un luogo pubblico. Allora a quel punto, nel momento in cui scegliamo anche un privato, l'abbiamo fatto anche dei privati, a
cosa va concordata, deve essere dato il consenso, perché ovviamente non possiamo imporci dall'interno. Ci è capitato i cittadini o aziende che hanno detto sì, vieni tranquillamente, altri casi non in questi territori in cui ci hanno detto no, non voglio, perché soprattutto alcune aziende non venga fuori che ci sono situazioni particolari, ma li ho assicurati, ma avevano problemi di rapporto con le maestranze, per cui hanno detto non venite qui, e quindi non si è dato il consenso. Per cui ho detto va bene, ci spostiamo, a volte basta spostarsi di 20 metri, tanto poi l'analisi è pubblica e le garanzie di quello che succede le diamo tranquillamente. Ovviamente questa centralina è posta all'esterno e il valore si sposta all'interno dell'edificio, perché sicuramente anche semplicemente con le murature si abbassano, quindi io devo proprio misurare sulle terrazze del punto più alto dove c'è il valore più alto e quindi verificare la situazione peggiore, sempre, perché questo è la tutela che dobbiamo garantire. No, chiedo questo perché ogni antenna ha un campo magnetico, elettromagnetico, diciamo di una certa distanza, non è che quella con portale arriva fino sul Piave, penso. Quindi se noi mettiamo l'antenna su un certo punto sicuramente non riuscirà a prendere le onde elettromagnetiche dell'antenna alla via. Cioè siamo un po' in difficoltà su questi casi qua. Quello che volevo dire è questo, che normalmente i valori, prendetelo come valore medio, il punto diciamo massimo si ha all'incirca tra i 200 e i 300 metri, poi dipende sempre dalla quota. Ecco quindi che man mano che mi distanzio dall'apparato questo valore si abbassa e si vede, lo potrei tranquillamente far vedere anche con queste mappe. Se vedete il lato destro il punto più alto è qua, poi pian piano i colori degradano e si abbassa. Ecco, per quello dico che si vanno a scegliere quegli edifici che sono in prossimità e nella direzione dell'antenna. Questi sono i calcoli, perché se lo misuriamo in quel punto siamo sicuri che da altre parti non ci siano valori più alti. E ripeto, se viene fatto nell'arco delle 24 ore in continuo, cioè non è quello spot che io alcune volte alcuni studi è anche previsto. Questo l'abbiamo fatto per esempio nella prima campagna, abbiamo fatto anche delle misurazioni spot per capire anche le frequenze con cui diciamo concessionate che sono utilizzate dal singolo impianto, e non si fa con uno strumento apposito e ci si sposta sul territorio alcuni punti per verificare. Quello che si verifica però è una misura di 6 minuti ed è rappresentativa di quei 6 minuti. Ben diversa avere una centralina che H24 misura costantemente questo campo, quindi la sicurezza proprio viene garantita dal fatto che sta per 10 giorni consecutivi. Questa centralina praticamente riesce a prendere un campo completo abbastanza da Vidoro a Colbertaldo, sostanzialmente in teoria. Questa centralina. Io dico da un valore a 40 watt e dopo l'ampliassero la riceverebbe ancora di più, cioè quindi lei registra tutto. Ciò che è campo elettromagnetico ci sono proprio delle sonde che lo misurano e quindi non c'è scampo di dice se c'era qualcosa. Addirittura cosa può succedere? A volte siamo resi conto che se qualcuno si avvicina con il proprio cellulare ci sono dei picchi. Infatti quando andiamo in questi luoghi diciamo sempre per cortesia non è ben visibile la centralina, insomma è una struttura di questo tipo, si vede con l'immagine piccolina, è all'altezza di un uomo, quindi è ben visibile. Diciamo non andiate nelle vicinanze perché registra anche quello. Se succede un temporale, immaginate un temporale ci è capitato da dei picchi enormi e noi quello che andiamo a fare, siccome sorpasserebbero i limiti, andiamo a verificare che in quei momenti non siano successi dei temporali, perché è fuorviante dare quel dato. Mi è capitato su Segana un grossissimo temporale, diciamo ancora, ma come 80 volt metro, cioè questa istantaneo ma con un picco altissimo, la sonda rileva tutto. Perché ho visto che era stata messa sulle scuole elementari di Vidor, so che è la parte estrema del paese quella sostanzialmente, Vidor è tutto di qua e Colbertaldo ancora più lontano, quindi vuol dire che riesce a percepire anche quelle di Colbertaldo.
sicuramente basso il rumore di fondo rispetto a quel bertaldo. Noi ci dovremmo spostare verso quel bertaldo dove c'è vicino l'antenna e poi fare un controllo della zona. Abbiamo cominciato dal sito sensibile, perché? Perché privilegiamo laddove ci sono, diciamo, le persone più deboli, diciamo in questo che sono più sensibili. Adesso possiamo spostarci in questo momento in accordo con l'amministrazione, ci tengo a precisarlo. Ok. Altri interventi, altre domande? Posto così? Posto? Quindi passiamo alla votazione, quindi come è stato detto l'adozione è stata fatta già nel Consiglio del 27/9/2024, adesso andiamo appunto ad approvare. Scusa una cosa, ho visto che sull'elenco ci sono diverse tavole, possiamo vedere queste tavole, qualcuna di queste almeno? Ho visto che ci sono diverse tavole, possiamo vedere cosa succede, perché ci sono 7-8 tavole, non lo so, avranno un significato. Le tavole che compongono il piano sono, diciamo, la tavola 1, E questo piano riguarda solo le antenne già esistenti però. lo spiego. Nella tavola 1, che voi vedete che rappresenta il territorio, sono raffigurati, vengono presentati gli impianti esistenti nei siti, che sono, diciamo, 4, compreso anche questo sito che è nel comune di Poliago, perché è vicino al confine e quindi ha un impatto di campo elettromagnetico anche sul territorio di Vidore. E in questa tavola, devo prendere il microfono? E in questa tavola vengono rappresentati tutti i vincoli di natura urbanistica che sono presenti nel territorio, che possono rappresentare un limite nella realizzazione degli impianti. Non possono negare il fatto di dare questi impianti, però rappresentano una attenzione che deve essere fatta nella progettazione. In questa tavola, in questi cerchi che vedete, adesso provo ad ingrandirli, così faccio l'ingrandimento, come vedete in questa tavola sono le aree di ricerca che sono state presentate alla partenza del piano, quindi quando abbiamo iniziato a lavorare il piano stesso. I colori sono: quest'area di ricerca era di INWIT, questa era di TIM e questa di OPNET. Sono le aree di ricerca presentate. Queste aree rosse che trovate qui sono le scuole e le aree di pertinenza delle scuole, laddove nessun impianto può essere realizzato, in quanto è di Cassazione il fatto che su queste aree gli impianti non possono essere realizzati. Questa è la prima tavola di analisi. Poi il piano A, la tavola 2, in cui si vanno a cartografare gli impatti di campo elettromagnetico degli impianti attualmente, che erano alla fase della redazione, presenti e denunciati ad ARPAV, quindi con tutte le caratteristiche specifiche. Vedete quell'area verdina, che è quell'area ove il valore di campo elettromagnetico è superiore a 1,5 volt metro. Sull'altra parte del territorio è inferiore, se non nullo, questo valore. Questo serve per costruire altre tavole di analisi, che sono le tavole 3. Queste tavole di analisi, ne apro una, cosa eseguono? Prendono il singolo impianto, per ad ogni quota, quindi a 2 metri, a 7 metri, a 10,5 metri, fino ad arrivare alla quota dell'edificio più alto, più 2 metri, perché lì ci può stare anche una persona. Si calcolano i valori alla massima potenza, significa nella situazione peggiore, cioè se l'impianto, in base alle potenze dichiarate, andasse sempre in continuo, come ho fatto l'esempio durante la adozione di questo piano, andassi sempre
costruisco una macchina che può fare 100 km all'ora, io viaggio sempre a 100 km all'ora, quindi questa è la situazione, più di questo l'impianto non è in grado di erogare. I valori, diciamo, di campo, vedete c'è questa leggenda, se sono superiori al rosso, se trovassi un viola, è un sorpassamento, cioè un superamento, scusate, del limite. Però, cosa importante da precisare, a questa quota, faccio l'esempio dei 2 metri, se l'edificio viene colorato, vedete con colore marroncino, significa che è colpito, in questo caso, tra valori di campo tra 1 e 2 volt metro, perché è il valore chiaro, verde chiaro. Se trovo il valore verde scuro, tra 2 e 3. Quindi ogni singola abitazione può andare su queste mappe che sono presenti anche in internet, chiunque può vedere l'edificio di casa sua e trova il valore di campo nella propria abitazione alla massima potenza. Questo è stato fatto per tutti gli impianti, i 4 impianti che hanno effetto nel territorio del comune di Vedor. Quindi trovate le tavole 3.1, 3.2, 3.3, diciamo, che sono il 3.3, diciamo, che sono quelle che ad oggi operano nel territorio. La tavola 4 è quella invece che individua, ecco questa tavola, dove ci sono i valori attesi di campo maggiore rispetto agli impianti esistenti, dove consigliamo, quindi siti sensibili e altri edifici, di fare monitoraggi, se ovviamente ne viene data l'opportunità. Quindi è data nel piano anche questa indicazione. Si arriva quindi alla tavola 5, che è la vera e propria tavola cogente normativa che ha un vincolo per gli operatori, in quanto in questa tavola si dice: laddove abbiamo dato risposta alle aree di ricerca di gestori, quindi a INWIT abbiamo detto puoi andare su questo impianto, a OpenNet e diciamo Selex puoi andare su questo impianto. Quindi se tu presenti un'istanza là devi andare, non puoi andare da altre parti. Qualora arrivassero nuove istanze, cosa succede? Che nelle aree marrone scuro assolutamente, l'ho detto prima, non si può fare. Queste istanze devono arrivare attraverso un programma entro il 15 settembre di ogni anno. Se non arrivano prima non possono essere realizzate e quindi l'amministrazione ha tempo, un anno, per avere e scegliere la posizione. Quindi l'amministrazione si troverà a dire: ho delle aree, posso andare su questi altri siti, oppure individuo un nuovo sito, o altrimenti l'ultima alternativa dice: è già capitato a alcuni comuni, se va dal privato e ha un impatto inferiore, lascio che l'impianto venga a essere realizzato anche dal privato. Quindi avrete questa possibilità. Le aree che vedete in marrone più chiaro sono quelle aree in cui non è impossibile realizzare un impianto, perché se vedete anche questo impianto è presente in quest'area, ma ha un vincolo di natura ambientale o di natura urbanistica. Quindi cosa significa? Che la procedura che deve diciamo sottendere al proponente è più complessa, cioè deve andare ai beni ambientali, o ai beni archeologici o addirittura ai beni monumentali. In alcuni casi ci sono tutti i pareri degli enti parchi, non è il vostro caso, ma in alcuni territori abbiamo anche i parchi che si devono esprimere nel momento in cui sono stati costituiti, e quindi è una procedura molto più lunga. Normalmente viene fatta con la conferenza dei servizi. Quindi questa tavola cogente. Altro aspetto: se arrivasse una richiesta per potenziare gli impianti a servizio della zona industriale, in questo caso c'è già una possibilità di risposta, cioè l'area presso l'ecocentro. Questo è quello che è l'indicazione del piano. Il piano poi per ogni area, e quindi arrivo anche alla domanda, ma considera solo le aree attuali? No, per ogni area progettuale è stato già fatto quindi un'analisi per dire qual è l'impatto di campo elettromagnetico, anche se andassi ad aggiungere il nuovo impianto. Questo è l'aspetto.
e sono stati calcolati i valori massimi sempre nella condizione peggiore. Di volta, nel momento, adesso potremo andare a verificare nell'area, diciamo, in questa zona, proprio perché Vodafone si è spostata, andare a fare delle verifiche e quindi i valori di campo che troveremo sicuramente sono maggiori, ma li confronteremo con quelli progettuali, quindi avremo una rispondenza tra parte progettuale e parte esecutiva, cosa che si è verificare. Questa, diciamo, è contenuta nelle tavole 6.1, 6.2, diciamo, del piano. Il piano poi deve essere composto sempre da relazione, ma io dico sempre, mi rinvio sempre a queste le norme tecniche, quelle norme tecniche che sono cogenti, che prevedono tutte le procedure che da oggi vanno seguite da tutti i gestori. Questo è tutto lo strumento che ad oggi è in mano all'amministrazione. Sì, quindi attualmente se qualche compagnia telefonica chiede di instaurare una nuova antenna, il punto che è possibile è solo dove c'è il card, oppure ci sono altri punti? Sono 3 punti. Uno è quello che era già presente con il potenziamento, il secondo potenziamento in via Papa Luciani, il terzo, se proprio un nuovo sito, è quello dell'Ecocentro. Altri impianti ad oggi, se uno presentasse oggi il 10 di giugno una scia non in questi punti, verrebbe negata dall'amministrazione, ha lo strumento per poterla negare. Perché? Perché non ha presentato un piano e quindi deve attendere i tempi e le valutazioni che farà questa amministrazione. Altri? Allora passiamo appunto alla votazione. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Immediata eseguibilità. No, perché c'è la procedura di pubblicazione. Posto. Okay. Quindi ecco, ringraziamo ovviamente il dottor Luca Zanini, che è stato anche così semplicemente ma anche così tecnicamente preciso a darci queste spiegazioni. Ringraziamo anche la sua collega che ci ha anche lei fatto piacere e ha seguito questo argomento. Quindi noi grazie. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, l'approvazione e convenzione tra i comuni interessati per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento canni presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto. Ogni 3 anni appunto va rinnovata questa convenzione con il canile in pratica del rifugio del cane di Ponzano Veneto, e quindi c'è una convenzione da rinnovare perché è già scaduta, e quindi penso che sappiate tutti che questo rifugio per i cani ovviamente è gestito dalla USL, dai volontari, e ha sede appunto nel comune di Ponzano Veneto. Sapete che qui in questo rifugio in pratica se viene trovato un cane che si è disperso, randagio così nel territorio comunale, c'è una prassi da seguire tramite appunto tramite il servizio veterinario, e poi questo cane, se non viene trovato una persona a cui assegnarlo, a cui affidarlo, comunque c'è anche sempre una prassi da fare, anche per prima di fare un affidamento, questi cani appunto vengono portati presso questo rifugio di Ponzano Veneto. Ovviamente ci sono dei costi e a oggi mi pare il costo sia
€1,85 per cane al giorno, più IVA ovviamente, IVA esclusa, costo giornata per ogni singolo animale. E poi questi soldi vengono usati ovviamente per la gestione del canile, lì in particolar modo è gestito più che sia da volontari, e quindi adesso attualmente non so dirvi di preciso quanti animali, quanti cani abbiamo dentro del nostro comune. Fino a un anno fa mi pareva ce n'era uno, insomma, ecco. E quindi ecco, si tratta di approvare questa convenzione, insomma, tutto lì, di rinnovare più che altro, perché è da anni che si fa questa convenzione. Vorrei fare una precisazione perché non sono solo quelli i costi sindaco, bisogna leggere le carte tutte quante, completamente. Ci sono altri 140.000 euro da distribuire pro capite per tutti i comuni, abitanti dei comuni che partecipano a questa convenzione, quindi sono 140.000 euro diviso pro capite. Oltre che a questo, se per caso c'è una manutenzione straordinaria dell'impianto, te lo dico perché non hai letto i documenti, bisogna anche intervenire in questo caso. Tutti i comuni devono partecipare con delle quote pro capite. È scritto numeri chiari e tondi. Sì, 140.000 euro sono appunto quelli di tutti i comuni convenzionati. Pro capite. Quindi se è il comune di Treviso che partecipa va bene, ma se siamo tutti i comuni qua sono soldi che per noi abbastanza pro capite. E in più anche la manutenzione straordinaria. Sì, ma fino adesso mi risulta che non siano mai arrivati, oltre che a questa quota, non siano mai arrivati diciamo da pagare per manutenzioni straordinarie o altro, insomma. Sì, suddivisi su tutti i comuni. Non è che il comune di Vidor, non è detto che il comune di Vidor deve tirar fuori 140.000 euro. Pro capite, Ma io sto dicendo che di tutti... Sì, ma ti sto dicendo che non sono 3.600 abitanti come a Vidor, sono tutti i comuni che hanno la convenzione. Pro capite vuol dire a testa. Ecco, allora, però su tutti i comuni, pro capite tutti i comuni convenzionati. Sì, io ho fatto un esempio, se c'è il comune di Treviso che ha 80.000 abitanti, la cifra è una, se non c'è Treviso, diciamo, la cifra è un po' più alta, anche più là. Niente di strano, perché sono favorevole a questa roba qua, non è problema. Però bisogna che tutti i consiglieri sappiano le condizioni quali sono. Beh, va bene. Quindi passiamo alla votazione, se non ci sono altri interventi. Chi è a favore? Astenuti? Nessuno. E contrari? Nessuno. Immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è astenuti? Nessuno. E come prima in pratica. Ok. Termina qui questo Consiglio Comunale. Grazie e buona serata a tutti.